Sono la professoressa Coani, insegnante di lettere della scuola secondaria di primo grado Umberto Cosmo, collaboratrice del dirigente scolastico e responsabile di questo plesso. Sono qui per darvi informazioni organizzative in merito all'offerta formativa della nostra scuola. La scuola secondaria di primo grado Umberto Cosmo presenta in questo momento 3 diversi moduli orari, 2 moduli di 30 ore ciascuno, uno si sviluppa su 5 giorni settimanali con un orario che va dalle 8 alle 14 e uno su 6 giorni settimanali, orario 8-13. Il terzo modulo prevede 32 ore settimanali con 2 rientri pomeridiani di un'ora ciascuno per apprendere a suonare uno strumento. La scelta del modulo strumentale può essere fatta sia sulla settimana corta sia sulla settimana lunga. Per quanto riguarda la settimana corta prevede 6 ore al mattino con 2 pause, una pausa alle 10:50 comune a tutti gli alunni e una breve pausa alle 13 per consentire agli alunni di affrontare l'ultima ora in modo adeguato. La scelta dell'indirizzo musicale deve essere fatta all'atto dell'iscrizione. In questa sede l'alunno indicherà in ordine preferenziale quale strumento desidera suonare. Per accedere al corso strumentale è necessario il superamento di un test attitudinale che solitamente si fa nel mese di febbraio. Il test prevede poi la stesura di una graduatoria in base alla quale agli alunni viene assegnato lo strumento. È possibile che per ottenere un certo equilibrio tra i diversi strumenti, che sono tra parentesi chitarra, clarinetto, violino e pianoforte, sia necessario modificare la scelta effettuata dall'alunno. Il quadro orario al mattino è identico per i 3 diversi moduli e sostanzialmente ricalca le discipline che già i vostri figli frequentano alla scuola primaria. La grande novità rispetto alla scuola primaria è costituita sicuramente dalla seconda lingua comunitaria che è stata introdotta alcuni anni or sono. All'epoca la nostra scuola fece una scelta coraggiosa, quella di offrire agli alunni ben 3 lingue comunitarie entro le quali operare la propria scelta, francese, spagnolo e tedesco. È una scelta che impone a noi problemi di carattere organizzativo ma che ci consente di soddisfare le diverse richieste. Anche in questo caso la scelta va fatta all'atto dell'iscrizione e anche in questo caso per motivi organizzativi, qualora non fosse possibile soddisfare la scelta operata dall'alunno, la famiglia viene contattata per chiedere se sia eventualmente disponibile a modificare questa scelta. Per quanto riguarda l'attività extracurricolare, la nostra scuola ha un'amplissima offerta formativa che ruota attorno ad alcuni nuclei focali. Per esempio la musica. La nostra scuola è da decenni scuola a indirizzo musicale e in questo ambito abbiamo ormai acquisito competenze importanti che ci permettono di organizzare eventi di un certo rilievo, come per esempio il concerto di Natale o il concerto di fine anno scolastico, che vedono impegnati la nostra orchestra, il nostro coro d'istituto, ma anche i molti alunni che apprendono a suonare il flauto durante le ore di musica del mattino. Un altro punto di forza del nostro istituto è l'area linguistica. Offriamo ai nostri alunni corsi di potenziamento in tutte le lingue che sono studiate, con docenti madrelingua, con l'eventuale possibilità di conseguire anche una certificazione valida a livello europeo. Un altro punto di forza del nostro istituto è legato all'educazione fisica. Offriamo ai nostri ragazzi corsi che permettono loro di accostarsi a diverse discipline quali il rugby, lo sci, il nuoto. A proposito di sci, ai ragazzi di seconda proponiamo 3 giorni sulla neve durante i quali possono anche frequentare un corso per apprendere a sciare. La nostra progettualità investe comunque anche l'ambito culturale, per esempio con i laboratori teatrali o l'ambito socio-ambientale che ci vede collaborare con associazioni quali l'Avis, l'AEDO e l'ELT. Un punto di forza del nostro istituto sono comunque anche i viaggi di istruzione. Abbiamo fatto una scelta controcorrente rispetto ad altri istituti che consiste nel offrire ai nostri ragazzi viaggi di istruzione di un certo rilievo. Le classi terze vengono solitamente accompagnate in viaggi di istruzione dai 3 ai 5 giorni che ci hanno visto presenti in località come la Costiera Amalfitana, Matera, Bruxelles, Vienna, Roma. Un altro punto di forza del nostro istituto, che è un po' il nostro fiore all'occhiello se vogliamo, è l'inclusione. Abbiamo in questo momento 12 insegnanti di sostegno, in quanto il numero di alunni con disabilità presenti nel nostro istituto è piuttosto elevato. Questo è indice di professionalità, sensibilità e competenza, doti che ci vengono riconosciute dai molti genitori che hanno consapevolmente iscritto i loro figli nel nostro istituto.
Per concludere, il nostro istituto offre anche un servizio di mensa di doposcuola in collaborazione con un'associazione scelta dai genitori con la quale i nostri insegnanti sono in continuo contatto. Questa è la nostra scuola. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il nostro sito. Vi aspetto numerosi il prossimo anno scolastico.